Perché Civati a livello nazionale? Perché penso che Civati rappresenti un pezzo della sinistra di questo paese e penso che il PD abbia bisogno di dialogare con quel pezzo di sinistra. Le primarie del 26 sono un'opportunità che è data anche ai cittadini di Sorso per cambiare un po' quello che è un partito che a Sorso è laceratissimo, provare a ricostruire un percorso di centrosinistra. Sono aperte a tutti, dunque anche le persone che in questi giorni non sono volute andare per un problema di divisione interna al congresso del PD a votare, possono andare tranquillamente a votare il 26 e io credo che sia un'occasione per ricostruire il centro-sinistra a Sorso e anche per lanciare una nuova classe dirigente. Persone come Michele, ragazzi che hanno voglia di impegnarsi e di costruire questo percorso a partire da qua, dove il partito... portare avanti migliorare, portare avanti del rinnovamento, portare idee nuove, gente nuova all'interno del partito. Sì, io penso che qua il problema fondamentale del partito lacerato sia che c'è la stessa classe dirigente da 20 anni a Sorso, cioè abbiamo necessità che persone nuove si impegnino nel partito, anche dialogando con altre forze politiche che rappresentano il centro-sinistra a Sorso. Sì, intanto si possono riallacciare i contatti con altri partiti minori che in questo momento magari non sono rappresentati oppure e che comunque in questo momento stanno continuando ad essere allacciati in consiglio comunale, eccetera. Sì, noi abbiamo secondo me la fortuna che nei prossimi mesi il PD aprirà un percorso inclusivo rispetto ad altri partiti, bisogna capire a Sorso da chi sono rappresentati questi partiti e provare a dialogarci. Cioè, l'obiettivo è costruire un centro-sinistra forte anche a Sorso con un PD che si apre al contributo di altre forze politiche, in primis quelle che fanno parte del PSS. Il 26 ottobre secondo me è importante andare al voto, possono votare tutti. Qui a Sorso è ancora più importante perché abbiamo un centro-sinistra tutto da ricostruire, esattamente come l'abbiamo costruito in regione, va ricostruito in tutti i comuni, anche in quelli dove non siamo stati in grado di presentarci in maniera unita alle scorse elezioni. È un momento aperto, un momento dove i cittadini sono chiamati a scegliere, non sceglierà nessuno per voi, sceglierete voi e potete scegliere se cambiare un pezzo della classe dirigente anche a Sorso oppure continuare nel percorso che avete intrapreso.